Prima parliamo proprio di Berlusconi perché pare, insomma, Alfano lascia intendere che l'ex Presidente del Consiglio, leader storico del Popolo della Libertà, possa ripresentarsi alle prossime elezioni politiche. Non è vero? Carlo Cianetti da Montecitorio, buonasera. Sì, buonasera. Insomma, Alfano l'ha detto, credo proprio che alla fine deciderà di scendere in campo. Quali sono state le reazioni? Sono state reazioni, diciamo, ironiche da parte di alcuni. Casini dice nell'aria c'è qualcosa di nuovo oggi, anzi di antico. Di Pietro dice confido... Ascoltiamo però, sì, adesso Di Pietro ce l'abbiamo, però Maroni per esempio ha detto ma scende in campo Berlusconi dove? A San Siro. La Lega vedrete che non è affatto d'accordo, nel PDL c'è un largo consenso ma anche qualche dissenso. Allora ascoltiamo nell'ordine Rosy Bindi, Giacomo Stucchi, Antonio Leone e Antonio Di Pietro. Grazie a Carlo Cianetti. Tanto aspetteremo le notizie definitive perché Berlusconi ci abitua anche a messaggi che poi puntualmente vengono smentiti. Certo, se dovesse essere confermata questa notizia, immagino che gli italiani apprezzeranno la novità della sua candidatura e quindi è, come dire, un ritorno in campo. Ecco. Naturalmente noi siamo pronti a battere il centrodestra, tanto più seguitato da Berlusconi. Il PDL può scegliere il candidato premier che vuole, sicuramente se vuole fare una coalizione con la Lega o se pensa di poter diciamo così, chiedere alla Lega una partecipazione per una futura maggioranza, penso che il nome di Berlusconi sia quello meno indicato in questo momento. La verità è che bisogna intendersi nel ridiscendere in campo con quale ruolo e per quale fine. Se l'intenzione è quella di salvare quello che ha fatto sino ad ora il Presidente, mi riferisco al partito, mi riferisco al tipo di politica che ha sostenuto, ben venga. Se il tutto è finalizzato invece ad una nuova formazione, a un nuovo modo di fare politica, evidentemente le valutazioni debbono essere fatte collegate con tutto quello che il partito ha prodotto sino ad ora. Noi dell'Italia dei Valori riteniamo che Berlusconi si sia messo a fare politica per motivi personali e giudiziari, per sistemare gli affari suoi. Evidentemente ha qualche altro problema da sistemare, posto che finora ha usato le istituzioni sempre a uso e consumo proprio. Dicevamo, Berlusconi torna in campo, il nuovo vice segretario del suo partito Stucchi non sembra affatto contento di questa ipotesi. Lei come la vede? Ma credo che non si sta capendo e non si vuole capire anche il messaggio elettorale delle ultime amministrative. La gente vuole vedere qualcosa di nuovo, ma non tanto qualcosa di nuovo che salta fuori dal nulla. Vuole vedere delle facce nuove che cominciano a dare un segnale positivo al Paese. Berlusconi è sceso in campo nel 94, riscendere in campo anche in una partita di calcio dopo 20 anni non si ha più il fiato e forse anche più la credibilità. Io consiglierei all'uomo che è sicuramente vulcanico, però magari se vuol dare una mano al suo partito, di farlo da dietro ma come leader all'interno di una coalizione credo che non abbia più nessun futuro.